Buongiorno e ben ritrovati con Ore 13 Salute, puntata incentrata su due temi, quello della procreazione assistita e dell'ipotermia, apparentemente distanti tra loro, ma che poi capiremo avere un filo conduttore, se volete, con una lettura un po' più romantica, quello di dare la vita in un caso e di ridarla in situazioni difficili, estreme nell'altro, e poi quella più scientifica, il filo conduttore, quello dell'azoto liquido utilizzata in entrambi i casi. Capiremo però meglio, approfondiremo entrambi gli argomenti con i miei graditissimi ospiti che ringrazio per essere qui. Grazie al dottor Rosario Pignalosa, responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita dell'USL 4. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Buongiorno e grazie per essere qui anche al dottor Fabio Toffoletto, direttore del Dipartimento Area Critica dell'USL 4. Buongiorno dottore. Per voi da casa il numero è sempre lo stesso, lo 0422 1626 798 per intervenire in diretta e per fare domande ai nostri ospiti. Allora iniziamo subito dalla vita che nasce e quando la natura non aiuta entra in ballo la procreazione medicalmente assistita. Questo quando c'è una sterilità di coppia. Dottor Pignalosa, che cosa intendiamo per sterilità di coppia? Allora io direi che possiamo innanzitutto partire dalla differenziazione fra infertilità e sterilità. La infertilità è la difficoltà diciamo di una coppia di avere, avere una gravidanza che insorge quindi con le vie naturali dopo almeno 12 mesi di rapporti. In realtà poi si è visto che una buona parte delle gravidanze può insorgere tranquillamente nei mesi successivi, per cui la definizione reale data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di non avere dei 24 mesi di rapporti sessuali normali in cui non insorge la gravidanza. La infertilità può essere primaria, nel senso se una coppia non ha mai avuto figli, ma può essere anche secondaria, nel senso che possiamo trovarci di fronte alla coppia che ha già avuto un figlio e però non riesce poi ad averne altri a distanza di 12 mesi. In questo caso parliamo di infertilità secondaria. Complessivamente questo problema riguarda il 15% della popolazione mondiale. Parliamo invece di sterilità, quando c'è una causa in cui non c'è la possibilità proprio di avere gravidanza, quindi c'è quindi un'impossibilità per un problema congenito oppure per un problema secondario, per esempio un'asportazione delle tube, e allora in quel caso lì parliamo assolutamente di sterilità. Le cause quindi della sterilità le ha accennate, sterilità che può riguardare o l'uomo o la donna, sì. E quindi ci sono due tipi insomma, certo. Con questa differenziazione. Ma potremmo partire da un dato che è quello diffuso 2 anni fa dal nostro Ministero della Salute, e che è questo: c'è una coppia su 5 ha problemi a procreare in maniera naturale. 20 anni prima, 25 anni prima, questo dato era la metà, cioè praticamente 20 anni, 25 anni prima noi avevamo che una coppia su 10 aveva problemi a rimanere incinta. Allora si può partire da questo dato per capire, per porci la domanda che cosa è successo in questi 25 anni. E noi abbiamo due dati oggettivi. Uno è che l'età media al parto della donna quindi è aumentata ed è arrivata attorno ai 32 anni.
Questi sono dati Istat dell'anno scorso, quindi sono praticamente reali. L'altro dato da cui possiamo quindi oggettivare è il fatto che il numero e anche la qualità ma soprattutto il numero quindi dei spermatozoi nel liquido seminale è praticamente dimezzato negli ultimi 40 anni. Allora, partirei dal primo dato, cioè la donna quindi partorisce in età, quindi con età media di 32 anni, per una serie di motivazioni, sicuramente c'è il fatto di non avere una stabilità economica. Oggi si entra più tardi nel mondo del lavoro, non ci sono misure adeguate al sostegno quindi della maternità, qualche volta non c'è neanche una volontà di sostenere una famiglia, e quindi questo sicuramente possono essere delle cause. Ma che cosa succede se la donna quindi procrastina fino a questo punto, quindi la gravidanza? Succede che poiché il suo patrimonio ovocitario è praticamente, a differenza del maschio che ha una produzione costante, continua degli spermatozoi, la femmina invece ha un patrimonio ovocitario che è sempre lo stesso, ed è lo stesso dalla nascita, cioè una donna quindi nasce con una quantità di ovociti di circa 1 o 2 milioni di ovociti. Questi restano sempre gli stessi, la donna non produrrà più ovociti. E il problema è che da quel momento in poi quindi questi ovociti tendono a degenerare. Al momento della pubertà, cioè all'inizio dell'età fertile, abbiamo una quantità di 300.000-500.000 ovociti, quindi abbiamo già una bella riduzione di questa quantità di ovociti, e poi ogni mese la donna perde circa 1.500 ovociti ogni mese per portarne a maturazione e alla fecondazione uno. E questo è una causa, ma ancora più importante è il fatto che con gli anni si riduce la qualità degli ovociti, cioè questi ovociti che rimangono sempre gli stessi, vanno incontro a degenerazioni sia del patrimonio genetico, quindi frammentazione, ma abbiamo anche delle alterazioni degli organuli cellulari, di mitocondri, di ribosomi, che praticamente solitamente quindi sostengono il meccanismo energetico e di trasporto della cellula. Quindi essenzialmente questa riduzione della qualità degli ovociti è sicuramente l'elemento importante. Nel maschio invece abbiamo l'ipotesi più probabile che questa diciamo, della riduzione del numero degli spermatozoi è essenzialmente legato agli inquinanti atmosferici, anche inquinanti cosiddetti alimentari e endocrini, quindi agli stili di vita, al fumo di sigaretta. Tutte queste alterazioni quindi sicuramente portano a un'alterazione della qualità anche del liquido seminale. Poi dopo subentrano tante altre cause, che sono le malattie sessualmente trasmesse, i disturbi alimentari, le anomalie, alcune malattie come l'ovario policistico e altri, insomma. Quindi già lei ha accennato all'ambiente che ci circonda, anche lo stile di vita che facciamo può in qualche modo aver dimezzato questa incidenza rispetto a qualche decennio fa? Certamente, il fumo di sigaretta, l'alcol, le droghe, insomma, ma oggi parliamo anche di inquinanti alimentari, quindi che sono delle sostanze che derivano dalle sostanze plastiche, e comunque hanno una struttura molto simile a quella ormonale,
e che però vanno ad interferire con i normali meccanismi. E poi dopo c'è anche un altro aspetto di cui oggi se ne parla ancora troppo, cioè se ne parla poco, probabilmente forse in un futuro ne avremo qualche informazione in più, che è quello chissà, del riscaldamento globale del nostro pianeta, visto che il maschio è particolarmente sensibile alle variazioni di temperatura. C'è una linea di studio che sta valutando anche questa possibile causa come causa sulla fertilità. Insomma. E lo stress, dottore? Lo stress attraverso... Visto che viviamo in un mondo stressato. Lo stress ovviamente c'è un po' dappertutto, no? Ne parliamo sempre quando sicuramente agisce attraverso dei meccanismi biomolecolari che non sempre neanche sono conosciuti, però sicuramente attraverso alterazione dell'ossidazione, quindi sicuramente possono influire, può influire. Stress che poi subentra anche nel momento in cui, passati quei 12 mesi, non si riesce a rimanere incinta, e quindi subentra quello stress che aggrava, diciamo così, la situazione. E viene da pensare che quei 24 mesi a cui lei faceva riferimento, spesse volte poi ci sono delle coppie che, tra virgolette, si mettono l'anima in pace e dicono vabbè, e poi magari proprio arriva la gravidanza nel momento in cui uno... sono detti, sono modi di dire, oppure c'è in qualche modo un riscontro nella realtà, dottore? Assolutamente, capita molto frequentemente di trovarci di fronte tutti i giorni a situazioni di questo tipo. Lo stress influisce anche sulla psicologia della coppia. E come diceva lei, capita molto spesso di trovarci di fronte poi dopo a dei momenti in cui il rilassamento porta alla lieta notizia, e quindi succede di doversi mettere l'anima in pace, tra virgolette. Sì. Adesso ci fermiamo pochissimi istanti di pubblicità e poi andiamo più nello specifico per capire che cosa vuol dire ipotermia e quando entra in gioco questa tecnica. A tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13 Salute, concentriamoci ora sull'altro argomento della puntata di oggi, ovvero l'ipotermia, che dottor Toffoletto sembra arrivare da qualche film sì. particolarmente, insomma, così di fantascienza. In realtà è una tecnica fondamentale, molto importante. Quando si inizia a parlare di ipotermia, o comunque quando abbiamo le prime notizie storiche di questa tecnica? Beh, l'utilizzo del freddo risale a migliaia di anni fa. Una delle prime, diciamo, documenti è un papiro egiziano chiamato papiro di Smith, da chi l'ha acquistato, da un commerciante arabo, ed possiamo considerare il primo trattato di medicina in cui la medicina, da un'arte magica, comincia ad avere invece i primi fondamenti anche di osservazione del paziente e delle terapie. E qua viene citato per la prima volta l'uso del freddo per curare alcune malattie, anche come anestetico. Successivamente il freddo ha avuto diciamo alterne fortune, ma come spesso capita nei progressi della medicina, i progressi della medicina sono spesso legati ad eventi traumatici o catastrofici, tipo le epidemie o le guerre, e i più grossi, diciamo, progressi della medicina si sono avuti soprattutto con la medicina di guerra, nelle guerre napoleoniche, in cui i medici che seguivano le truppe di Napoleone in Russia avevano visto che i feriti che erano rimasti al freddo, esposti al freddo, sopravvivevano di più di quelli che erano stati portati al caldo. Osservazione che farà successivamente, durante un altro evento catastrofico per l'umanità, la seconda guerra mondiale, un medico russo, Vladimir Negotsky, considerato da molti uno dei pionieri della rianimazione,
che aveva visto anche lui che sia i soldati russi che i tedeschi feriti ed esposti al freddo durante la campagna di Russia sopravvivevano. Quindi di sicuro l'effetto del freddo, e questa è l'esperienza che tutti noi, scusate la banalità, lo osserviamo anche con l'utilizzo del nostro frigorifero quotidiano, serve a mantenere quanto più possibile in uno stato, diciamo, di conservazione e comunque di vitalità, anche se fermata nel tempo, tutto ciò che è vivo, cioè tutto ciò che può avere una sua deperibilità in relazione alla temperatura. E quindi negli anni progressivamente queste osservazioni si sono pian piano diciamo evolute, si sono concretizzate e si combattevano soprattutto con il fatto che non c'erano diciamo, i dispositivi per abbassare la temperatura corporea, ma soprattutto di mantenerla a un determinato livello di temperatura, ed addirittura le prime volte si prendeva, soprattutto negli interventi di cardiochirurgia in cui il cuore veniva fermato e c'era la necessità di preservare le funzioni vitali, si immergeva il paziente all'interno di una vasca piena di ghiaccio. Come vediamo in queste immagini. Sì, è una tecnica questa che insomma si può dire veniva utilizzata anche negli anni, addirittura fino agli anni 60, quindi una tecnica abbastanza primordiale, anche se i primi, diciamo, lavori, il primo lavoro addirittura del 1958, in cui un altro rianimatore, Safar, descrive per la prima volta che i pazienti che avevano avuto un arresto cardiaco e quindi erano stati rianimati e successivamente raffreddati per proteggere il cervello, sopravvivevano di più e di meglio di quelli che non erano stati raffreddati. Ci è voluto però molto tempo e soprattutto numerosi studi che hanno coinvolto migliaia di pazienti per effettivamente dimostrare che il freddo o un abbassamento della temperatura corporea ha una protezione su quella che è la parte più nobile, più importante del nostro corpo e che è quella che ci permette effettivamente di essere vivi in relazione con gli altri, e cioè il cervello. Cosa intendiamo per ipotermia? Cioè l'abbassamento della temperatura, ma in che termini di abbassamento? Allora, ipotermia deriva da due parole greche, thermos e ipo, vuol dire abbassare la temperatura, vuol dire stare al di sotto di un determinato, diciamo, livello, normalmente temperatura corporea intorno ai 36 gradi e mezzo. Naturalmente sì, l'ipotermia, quindi tutte le volte che andiamo al di sotto di questa temperatura siamo di fronte a una situazione di ipotermia. Può essere un'ipotermia lieve fino ai 33 gradi, moderata intorno ai 32, 30, 33 gradi centigradi e profonda al di sotto di 30 gradi. Si è visto che mantenere la temperatura costante dell'organismo o addirittura inferiore a quella che normalmente noi abbiamo, ha un effetto enormemente protettivo sul cervello in varie condizioni, tra cui quello che ormai è più acclarato e dimostrato in casi di arresto cardiaco, oppure anche, ed è un uso molto particolare e riferito ai piccoli neonati che hanno sofferto di asfissia al momento del parto, riservato però soltanto ai centri molto più specializzati, in cui addirittura si raffredda soltanto il capo di questi piccoli pazienti in modo da preservare il cervello dai danni successivi. Perché noi molto spesso consideriamo la morte un evento, in realtà è un processo. Quando il cuore si ferma inizia tutta una serie di eventi dove noi possiamo intervenire. Subito all'inizio possiamo partire con la cosiddetta catena della sopravvivenza, la rianimazione sul posto e poi le successive manovre terapeutiche, però una volta che il paziente è stato rianimato, che è ripartito la circolazione del sangue e il sangue è affluito di nuovo al cervello, sempre ammesso che siamo entro quei pochi minuti fondamentali perché il cervello possa sopravvivere. Quantifichiamo, dottore? Allora, il cervello comincia ad avere i primi segni il cervello è una macchina potentissima ma velocissima, ha bisogno di tantissimo carburante. Il cervello presenta il 2% del peso corporeo ma consuma il 15-18% di tutte le nostre riserve energetiche, quindi è una macchina che consuma tantissimo, ha bisogno di tantissimo per consumare, per sopravvivere e funzionare. Quindi intorno ai 4-5 minuti è il limite massimo attraverso cui il cervello può sopravvivere senza ossigeno. Man mano che poi passa il tempo, le funzioni più importanti del cervello progressivamente decadono e muoiono.
Questo lo si può subito, tra virgolette, agire con la rianimazione cardiopolmonare fatta da chiunque, massaggio cardiaco. Però c'è un'altra cosa molto importante che ci si è accorti, proprio con il discorso che è un processo che si sviluppa, e cioè il danno si sviluppa anche successivamente, una volta che il cervello, che il cuore ha cominciato a far riaffluire in sangue al cervello. Una serie di danni dovuti alla riperfusione, al fatto che il sangue è riportato, che il cervello era rimasto senza ossigeno, e a quel punto interviene l'ipotermia, cioè l'abbassamento o il controllo della temperatura ci permette di controllare e limitare notevolmente i danni. Ci fermiamo ancora per pochissimi istanti di pubblicità e poi continuiamo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13 Salute, torniamo a parlare di procreazione medicalmente assistita. Abbiamo capito che cosa si intende per sterilità o infertilità. Dottor Pignalosa, quando una coppia capisce che c'è qualcosa che non funziona, non riesce a rimanere incinta, si rivolge all'ospedale per capire che cosa non va. Che test, che esami vengono effettuati in tal caso? Quali sono, insomma, la diagnosi come viene fatta? Ecco. Innanzitutto si fa un po' una valutazione a 360 gradi, perché a quel punto rivolti, insomma, vai a vedere tutto quello che riguarda l'utero, le ovaie, la ovulazione, quindi è una serie di indagini abbastanza generalizzata, che riguarda un po' tutto l'apparato riproduttivo, quindi sia femminile che maschile. Una delle prime cose che si va a valutare è essenzialmente la cosiddetta riserva ovarica, cioè vedere quanti di questi ovociti sono ancora funzionanti, ci sono, e quello è il test fondamentale. L'altra cosa, soprattutto nelle tecniche di primo livello, vai a vedere quindi se c'è ancora una pervietà tubarica, e ovviamente si va a valutare il maschio attraverso il liquido spermatico. Queste sono le prime indagini, ma poi dopo da lì può veramente spaziare, si può partire a un controllo completo, a partire dalla isteroscopia alla isterosalpingometria, sì, insomma tutta una serie di indagini che ci deve far capire il benessere riproduttivo. Diciamo che nel momento in cui poi dopo ci sono anche una serie di indagini che la coppia a quel punto deve fare, perché soprattutto in previsione delle terapie quindi da fare, quindi, che prevedono quindi la somministrazione di ormoni, ovviamente hanno bisogno di accertare quindi il completo benessere soprattutto della donna, perché è chiaro che non si possono andare a fare terapie ormonali anche abbastanza forti, quindi sulla donna, senza aver indagato per esempio altri organi come per esempio la mammella, e quindi visite senologiche e quant'altro. E poi c'è tutta le altre indagini che vengono fatte, riguardano per esempio quindi la parte genetica, cromosomica, se la coppia è predisposta ad avere malattie genetiche. Faccio un esempio: la fibrosi cistica, prima di andare a fare qualsiasi atto che comporti la forzatura quindi di questa, diciamo, di una gravidanza, bisogna avere certezza di non mettere al mondo quindi del bambino che poi dopo può avere dei problemi. Ecco, completato questo ciclo di accertamenti, nel momento in cui viene accertato che c'è appunto un problema, subentra la terapia della sterilità. Che cosa si intende per terapia della sterilità, e poi quali sono le tecniche di procreazione medicalmente assistita?
Dunque, allora, prima di tutto, alla fine di questa serie di indagini, la prima cosa da fare è vedere se c'è la possibilità di correggere un problema legato alla sterilità. Ad esempio, avere dei polipi o uterini o anche dei fibromi comporta la necessità di asportarli. Poi dopo bisogna vedere se c'è tempo di farlo, però sicuramente bisogna, quindi c'è questo tipo, il primo approccio è quello. Qualche volta ci troviamo di fronte anche a delle anomalie della morfologia, quindi delle anomalie congenite, e queste andrebbero risolte prima di provare qualsiasi tecnica. Ove mai non ci fosse la possibilità di agire, quindi di correggere in questo modo quindi la causa, quindi eventualmente individuata, è chiaro che poi ci si rivolge alla cosiddetta procreazione medicalmente assistita, che consiste nel utilizzare delle tecniche che vengono classicamente suddivise in primo, secondo e terzo livello. Fondamentalmente direi che la differenza principale è fra il primo e il secondo e terzo livello. Perché? Perché nel primo livello la fecondazione viene fatta, quindi viene stimolata, quindi cercando di far avvenire l'incontro fra i gameti intracorporeo, quindi quanto più naturalmente possibile. Nel secondo e terzo livello invece la fecondazione, quindi questo incontro avviene al di fuori del proprio corpo, quindi in laboratorio, quindi qui è importantissima la funzione del biologo, dell'embriologo, che mette a contatto quindi i gameti per poter avere la fecondazione. Diciamo che il primo livello è essenzialmente uno studio della salute riproduttiva. Quando si passa al secondo livello si va direttamente a creare la fecondazione. Comunque il primo livello quindi consiste nella inseminazione intrauterina, cioè il seme del maschio, quindi opportunamente trattato, viene diciamo, introdotto nell'utero e viene favorito, quindi come dicevo prima, la fecondazione intracorporea. Nel secondo livello invece abbiamo varie tecniche che possono oggi essere utilizzate. Quella tradizionale è la FIVET, cioè viene presa una parte del liquido seminale, anche questo quindi preparato, e viene messo a contatto quindi con l'ovocita. Sarà in questo caso il migliore spermatozoo, quindi che va a fecondare l'ovulo. L'altra tecnica che oggi viene maggiormente utilizzata, soprattutto perché gran parte delle cause sono poi dopo legate al maschio, quindi con una difficoltà quindi del liquido seminale, viene selezionato lo spermatozoo migliore, che viene iniettato all'interno della cellula uovo. Sia nel caso della FIVET che nel caso della ICSI viene seguito molto attentamente lo sviluppo, quindi prima dello zigote, poi dopo della blastocisti, e poi dopo quindi questa blastocisti viene iniettata in utero. Diciamo che un'altra differenziazione può essere ottenuta fra cicli a fresco e cicli congelati, nel senso che sia gli ovociti sia le blastocisti possono essere, quindi questa fecondazione, l'ICSI può essere fatto quindi su cellule appena prelevate, oppure può essere fatto su cellule che invece erano state congelate e poi dopo scongelate. Quali sono le percentuali di successo?
E qui entriamo in un altro capitolo abbastanza importante, perché diciamo che le percentuali non sono altissime, nel senso che dipende molto dall'età in cui vengono fatte queste tecniche. Allora, le percentuali, io dico le percentuali quindi di gravidanza cumulativa che noi abbiamo su una donna con meno di 34 anni, con le varie tecniche, raggiungono il 37-38%. Però man mano che andiamo avanti con l'età, diciamo dai 35-40 anni, questa percentuale raggiunge il 30%, ma poi dopo 40-42 quindi si abbassa al 15% con le tecniche, e dopo i 42 quindi abbiamo quasi un 6% di possibilità di gravidanze cumulative. A cui però poi bisogna aggiungere anche un'altra cosa, perché è vero che si riduce questa percentuale di gravidanza, però nello stesso tempo, man mano che andiamo avanti con gli anni, aumenta anche la percentuale di aborto, quindi bisogna vedere poi quante di queste gravidanze che insorgono vanno a termine, quindi passiamo da un 18% di abortività al di sotto dei 34 anni a oltre il 50%, 50-55% dopo i 42 anni, quindi questo è da tenere conto. Un'altra cosa che forse che vale la pena sottolineare è che solitamente si pensa che nelle tecniche di primo e secondo livello ci siano, cioè è migliore una tecnica, è migliore un'altra. No, non è così, ci sono delle tecniche che sono particolarmente indicate per un determinato tipo di situazione e invece le tecniche secondo per altri tipi, quindi a seconda della situazione in cui ci troviamo verrà applicata per ottenere, quindi verrà applicata da quella del primo o del secondo livello. Se il primo tentativo non va, è possibile poi che la coppia si sottoponga ad un secondo tentativo, ed è possibile che questo secondo tentativo sia diverso, quindi sia magari di secondo livello se quello precedente è stato di primo livello, o sarà sempre lo stesso? No, infatti diciamo, le possibilità sono diverse, tra l'altro la stessa legge 40, che poi dopo è stata modificata, che è quella che istituisce un po' tutta la normativa, prevede che vengano attuate delle tecniche in maniera progressiva, dalla meno invasiva a quella più invasiva. Quindi laddove quindi abbiamo tempo, perché ripeto, il discorso età è assolutamente fondamentale, quindi dove c'è la possibilità si parte sicuramente con le tecniche di primo livello, anche perché le tecniche di primo livello permettono di andare a studiare quindi la morfologia dell'apparato genitale. E poi dopo diversi tentativi, quindi che sono in genere 3 o 4, quindi poi dopo si passa al secondo livello. La devo interrompere perché dobbiamo fermarci per un'altra pausa pubblicitaria tra pochissimo. Di nuovo in diretta, ore 13 salute, dottor Toffoletto. Abbiamo capito perché si attua l'ipotermia, capiamo però come si mette in pratica, non più con le vasche, colme di ghiaccio come nella foto che abbiamo visto, ma in che modo? Assolutamente, ormai la tecnologia ci ha permesso di rendere una tecnica fruibile in molti centri, infatti in tutte le aziende sanitarie del Veneto questo è disponibile, anche grazie a una indicazione precisa della Regione Veneto, mi pare che sia del 2011. Uno dei dispositivi più frequentemente usati è costituito da delle placche attraverso che coprono circa il 60% della superficie corporea e si applicano all'esterno del corpo. In questo circola un liquido che refrigera il corpo proprio per contatto. Il paziente viene mantenuto addormentato, anche sia per una situazione di comfort, ma anche perché si evita il brivido, che è un
un'attività muscolare volta soprattutto solo e soltanto alla produzione del calore, come tutti noi abbiamo sperimentato quando c'è la febbre. Come si può vedere, ci sono queste placche che coprono il corpo e che abbassano tutto il corpo e di conseguenza abbassano anche la temperatura del sangue e quindi anche del cervello. Un uso un po' particolare lo si va nei piccoli pazienti appena nati in cui c'è questa indicazione per l'ipotermia, per i duri danni da asfissia durante il parto, in cui invece si usa un caschetto proprio grazie a causa delle piccole dimensioni del piccolo paziente. Il sistema che si usa con queste placche è molto facile da utilizzare, permette di fare anche tutte le altre indagini, eventualmente le indagini di tipo emodinamico, coronarografia, e deve essere mantenuto però in sede per almeno 4-5 giorni. Questo perché? Primo perché il controllo della temperatura deve essere assoluto durante questo periodo, quindi, secondo perché si può mantenere la temperatura intorno, se si decide di farlo, a 32-33 gradi centigradi in maniera assolutamente precisa. La temperatura viene rilevata tramite un sensore posto all'interno della vescica del paziente e viene mantenuto per circa 24 ore, durante il quale il paziente addirittura dorme, è sedato e curarizzato, quindi non può muoversi, e poi pian piano viene riscaldato e portato a temperatura corporea negli altri 2 giorni. Questo è una specie di black box, cioè una scatola nera dove non possiamo ancora entrare e vedere che cosa c'è dentro, cioè se il paziente recupera, quanto recupererà e come recupererà. Durante questo è un periodo dove noi non sappiamo cosa sta succedendo dentro al capo del nostro paziente, però sappiamo che è l'unico intervento terapeutico che noi possiamo fare. Alla fine di questo periodo il paziente viene gradualmente svegliato, si sta molto attenti che non abbia dei rialzi febbrili che sono altrettanto dannosi del mantenimento della temperatura normale, e nel giro di 72-96 ore possiamo vedere quanto il paziente ha recuperato. Per dare dei dati, prima dell'avvento di questa tecnica, circa il 30% dei pazienti che erano sopravvissuti a un arresto cardiaco poteva ritornare alla vita normale. Adesso questa percentuale esattamente si è raddoppiata ed è intorno al 56-60%, quindi un risultato estremamente positivo, anche perché l'alternativa è quella di uno stato vegetativo persistente, in cui abbiamo sì salvato una vita, ma abbiamo salvato un cuore, dei polmoni, ma la parte più importante, più nobile di noi, che è il cervello, come possiamo vedere in questa figura, purtroppo ha avuto dei danni irreversibili e quindi abbiamo perso la persona che conoscevamo. Lei aveva parlato prima di catena della sopravvivenza, che sono quegli step in caso di infarto che vengono attuati. Allora, proprio andando con ordine, una persona viene colta da infarto, che cosa succede fino ad arrivare poi all'ipotermia, che insomma immaginiamo non è, lo sappiamo insomma perché è successo insomma di avere qualche familiare o qualche persona conosciuta che viene colto da infarto, e non tutti vengono naturalmente sottoposti all'ipotermia. Quindi che cosa succede e quando entra in gioco l'ipotermia come ultima catena, come ultimo anello di questa catena? Benissimo, allora sappiamo che l'arresto cardiaco può ovviamente, facendo i segni di scongiuro, può colpire tutti, dal giocatore perfettamente sano anche al bambino con alterazione della conduzione elettrica del cuore, come una persona adulta. Questo può avvenire in qualsiasi momento, all'interno o al di fuori dell'ospedale. Se vediamo crollare a terra una persona, la prima cosa è assolutamente chiamare aiuto, quindi chiamare attorno e far sì che venga avvisato contemporaneamente il numero dell'emergenza, che è il 118. Contemporaneamente, se si hanno avuto delle piccole basi di rianimazione cardiopolmonare, anche se non è fatto da un esperto, è fondamentale che si inizi, se si è accertato che il paziente non respira o non ha il polso, di iniziare questa rianimazione cardiopolmonare, anche semplicemente chiedendo al paziente come stai, se risponde o se non risponde. Questo a prescindere dalla causa. Saranno poi successivamente gli esperti soccorritori che arrivano. Una volta che arrivano i soccorritori, questi tenteranno di far ripartire il cuore o col massaggio cardiaco o col defibrillatore. Spesso
se si è in luoghi pubblici, musei, spesso è disponibile anche un defibrillatore che può essere usato da non esperti, che è assolutamente sicuro, che ha delle istruzioni date vocalmente e che può salvare, fare proprio la differenza su questo. Questo è fondamentale nei primi 4-5 minuti. Poi il paziente viene portato in ospedale, viene stabilizzato dal punto di vista della rianimazione del circolo, e a quel punto, se il paziente rianimato e stabilizzato dal punto di vista cardiovascolare non risponde, non dà segni tra virgolette di attività, fa ulteriori esami e viene subito posto in ipotermia. Questo, diciamo, l'ipotermia è la cosa fondamentale è chi è sul luogo dell'evento, e la cosa fondamentale dopo, una volta che si accettano e ci sono dei determinati criteri di inclusione, è fare l'ipotermia o il mantenimento di una temperatura precisa, evitando i rialzi febbrili. Questo preserva anche gli altri organi vitali comunque. Sicuramente non li danneggia. E faccio un esempio anche molto banale, ci sono anche tutta una serie di precauzioni per evitare che l'ipotermia possa essere dannosa. Un esempio classico, io sono appassionato di storia della medicina, era un famosissimo scienziato francese, Pasteur, quale aveva visto che mettendo i suoi polli con le zampe nell'acqua fredda si infettavano più rapidamente, proprio perché non riusciva ad arrivare sangue e quindi i germi attacchivano più rapidamente. Nel nostro caso invece, siccome è un processo indotto artificialmente estremamente controllato e preciso anche come range di temperature, diciamo, le controindicazioni all'ipotermia sono molto, molto limitate. È giusto dire che il freddo è una medicina? È assolutamente vero, e posso dire anche una medicina estetica, visto che ultimamente è entrata molto in voga una cosiddetta terapia che prevede esposizione per brevissimi periodi di tempo all'interno di cabine, addirittura credo intorno ai 70 gradi sotto zero, in modo da poter dare uno sprint di ringiovanimento a tutti i nostri tessuti. Preferiamo l'ipotermia legata come salvavita che non come tecnica di ringiovanimento. Dottor Pignalosa, abbiamo parlato delle tecniche di procreazione assistita che da pochissimi mesi, perché è neonato, sono attive, sono possibili anche nel centro sorto all'ospedale di Portogruaro, quindi dall'8 ottobre, quindi proprio appena nato, è il caso di dirlo, abbiamo anche questa nuova eccellenza. È un nuovo servizio che dà una possibilità, dà una opzione in più alla nostra azienda, quindi, ed è un'offerta maggiore alla nostra popolazione. E non solo, perché poi diciamo, la procreazione medicamente assistita è un problema che spesso riguarda anche tantissime persone che vengono da fuori. È un centro di primo livello al momento, e quindi ci teniamo moltissimo a studiare intanto la salute riproduttiva della donna, quindi essere intanto sicuri, quindi andare a indagare essenzialmente che non ci siano patologie, e poi andiamo avanti sul primo livello. Per il secondo livello probabilmente ci attrezzeremo fra un po', forse anche, possibile anche con convenzioni con altre strutture. Ci sono dei rischi per la donna e per il nascituro nel caso della procreazione medicalmente assistita? Questa è una domanda che viene fatta spesso, e in realtà ci sono, ma sono banalissime, sono oggi veramente molto limitate. Riguardano la mamma, ad esempio, alcune alterazioni possono essere legate ai farmaci che si usano e che possono portare a delle alterazioni, la più seria delle quali è la sindrome da iperstimolazione, che ha diciamo, un range molto variabile di gravità. Il più delle volte si tratta di cose molto banali che poi si risolvono soltanto con il riposo per qualche giorno. Perché, mi scusi, la donna che si sottopone a questo tipo di tecnica
deve essere sottoposta poi ad un trattamento anche farmacologico. Esatto. E qualche volta un trattamento farmacologico che viene spinto proprio per ottenere un risultato. Come dicevo, la sindrome da iperstimolazione rarissimamente diventa molto serio, ma anche qui in quel caso lì magari ha bisogno di un trattamento medico intensivo. Altre complicanze sono rarissime, ma sono legate alle tecniche di secondo livello, come per esempio quando si fa il pick-up è possibile quindi ledere qualche vasellina, avere qualche piccolo stravaso emorragico, e altre, quindi quelle più di cui si sente più facilmente, soprattutto negli anni precedenti, è legato alla gravidanza, ad esempio alle gravidanze multiple. Oggi questa complicanza è molto ridimensionata, anche perché il trasferimento viene limitato a 2 embrioni, difficilmente si introducono. Cioè i parti gemellari, le gravidanze gemellari vengono annoverate tra i rischi di una gravidanza in questo caso? Assolutamente, è un rischio molto importante, perché è difficile per la nostra la razza umana quindi portare avanti delle gravidanze multiple. E quelle che una volta venivano considerate dei successi, oggi sono considerate dei fallimenti. Poi dopo ci sono altri rischi legati quindi sempre all'età della donna, quindi come la maggiore insorgenza di diabete gestazionale oppure di ipertensione in gravidanza. Ecco, l'ultima cosa, magari anche per il neonato sono state descritte un leggero aumento di malformazione, ma anche queste legate più che altro all'età e ai fattori genetici correlati alla infertilità, e comunque parliamo di numeri bassissimi, perché partiamo da un 6% che è quello della popolazione normale, che ha l'8%, quindi che è la popolazione quindi stimolata con i farmaci. Abbiamo capito molto di più di ipotermia, abbiamo capito molto di più anche di procreazione assistita, tecniche fondamentali, molto importanti e che sono anche utilizzate insomma sempre più spesso anche sul nostro territorio, grazie a questi specialisti che ogni giorno salvano la vita o aiutano a dare una vita nuova. Io ringrazio tantissimo il dottor Rosario Pignalosa, responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita dell'USL 4, grazie. E grazie anche al dottor Fabio Toffoletto, direttore del Dipartimento Area Critica dell'USL 4. Grazie a voi per averci seguito, ore 13 torna domani. Buona giornata.